quella bellezza che dà valore ad ogni particolare. Questo cos'è, divani? Poltrone, sofà? Sì. La qualità del fatto a mano in Italia sta per prendersi cura di te. I prezzi irripetibili. Montare, finito, tutto, poco a poco, così 150. Doppi saldi, doppi risparmi. Poltrone sofà, solo divani di qualità. Chi non ha mai sentito le sue pubblicità? Eccolo qua, Eccolo il divano, modello sì. cerosa. Esatto. In esatto. pelle. Bello. Siete soddisfatti? Ma Adesso sì. prima, sì. un anno fa, non tanto. Per la loro casa nuova, Roberto e Maria si fanno convincere dagli spot di Poltrone Sofà. Poltrone sofà, solo divani di qualità. Ma non appena il divano viene consegnato, Mi sono lasciato andare e poi sono caduto a terra. Mi Ci sono siamo alzato, alzati tutti e due. poi ho detto, ma che cacchio è? Poi il divano Una era settimana tutto di vita. messo giù. 1750 franchi di valore. Eppure il divano non regge il peso di Roberto. Qua sotto il legno era giù, Ah, si vedeva proprio il legno? il legno si vedeva giù. Penzolante. E qui sul video si vede il divano che si è spezzato e questo video l'abbiamo mandato dopo a Poltrone Sofà. ma dall'azienda nessuna risposta. Passa una settimana, 2 settimane, 3 settimane, 4 settimane, non si sente niente. Noi logicamente abbiamo chiamato. La donna che è responsabile non è qua, sta in ferie, dovremmo aspettare un'altra 1 o 2 settimane. E quando torna la responsabile, Indovinate un po'? Allora abbiamo aspettato un altro quasi 3-4 settimane e poi abbiamo detto guarda così non va. E abbiamo chiamato la nostra assicurazione e loro ci hanno detto guardi qui non conviene litigare. Noi vi diamo tot franchi, cercatevi un altro artigiano che ve lo aggiusta. bastava girare qualche vite. Fattura dell'artigiano, 500 franchi, paga l'assicurazione. Qualche mese dopo, finalmente Poltrone Sofà risponde al reclamo e propone di sostituire l'intero divano nel frattempo aggiustato. Roba che viene dall'Italia c'è buona qualità, no? Però quello che manca è il dopo, il servizio, la riparazione, la trasparenza. Poltrone sofà, solo divani di qualità. La qualità del fatto a mano in Italia. In pochi anni Poltrone Sofà è diventato un colosso da 500 milioni di euro di fatturato all'anno. 283 negozi, 115 fuori dall'Italia, 8 in Svizzera. Ma qual è il segreto del suo successo? Per scoprirlo, partiamo per Forlì, in Emilia-Romagna, dove quasi 30 anni fa l'azienda è nata. Alla ricerca degli artigiani del fatto a mano in Italia. Li troveremo? Prima di scoprirlo, Ascoltiamo altri clienti svizzeri. Ecco il divano. Sì. Soddisfatto? soddisfatto a metà. solo a metà, Cristiano non poteva essere più preciso. Abbiamo avuto un problema dall'inizio con la consegna perché ci è arrivato bicolore. Come? Bicolore? Qua si vede bene, no? Esatto, adesso si vede benissimo sulla foto. Tutta la parte sinistra era di quel colore grigio normale e questa parte qua a destra, dove c'è il letto che si apre, era color sabbia. Forse non 50 sfumature di grigio, ma comunque una di troppo. Poltrone Sofà riconosce il problema. E ci hanno detto, guardi, ci vorrà 3-4 settimane per ricevere le fodere nuove. Sostituiscono il tessuto i due corrieri che lo recapitano a Cristiano, non senza fatica. Non ti immagini quanto hanno sudato per cambiare quelle fodere e in che stato le hanno messe. Come se tu prendi il postino e dici di fare l'idraulico. Non è il suo mestiere. Questa parte qua dell'angolo, il tessuto è arrivato troppo piccolo. Il cuscino rimaneva così. Sospeso. Sospeso.
perché sotto faceva leva. Dovevano cambiare anche le fodere dei puff. Questo è l'originale e guarda in che stato sta, perché per levarla hanno dovuto tirare forte, la cucitura si è rotta e adesso è rimasta così. Poltrone Sofà offre nuove stoffe anche per i puff, ma per non rischiare una nuova sfumatura di grigio, Cristiano rinuncia. Meglio tenersi qualche strappo. Questo era il prezzo d'acquisto, 4.284. Esatto. Scontato al 50% Scontato più o al meno. 50% perché ci stava l'offerta giustamente di fine anno al 50%. Offerta di fine anno. Quindi parliamo di un divano del valore di 8.500 franchi. Esatto. 8.500 franchi. Esatto. Meno male che Cristiano ha potuto acquistarlo a metà prezzo. Grazie ai proverbiali sconti di Poltrone Sofà. Doppi saldi, doppi risparmi. Quanto costa oggi lo stesso divano? Bonjour. Chiediamo in negozio. Lo stesso modello è ancora in catalogo. Vous voulez, je peux regarder si on peut l'avoir encore. Juste pour avoir une idée du prix, disons. Chiediamo allora un preventivo nello stesso negozio romando dove lo ha acquistato Cristiano. Stessa composizione, stesso rivestimento. Là, par exemple, on serait à 3.787. Abbiamo capito bene? Meno di quanto l'ha pagato Cristiano esattamente un anno fa, quando era scontato del 50%? Est-ce qu'il y a des rabais? Ah, ça, j'ai déjà tout fait. Il y a un rabais de combien? 45 plus 5. La promozione è valida su tutto l'assortimento. Sconto del 45%. Più un ulteriore 5%. 45 meno 5, Sì. quindi 50%. No, in realtà sui 47. Ah, il 5% del 45%? Sì. Ci vuole la calcolatrice, sì. Ma bisogna affrettarsi perché la promozione dura pochi giorni. Fino al 19/03/2023. Ah, ok, questo è sabato qua. Sarebbe sabato, sì. E poi i saldi finiscono? Niente affatto. Il lunedì successivo parte una nuova promozione in occasione della Pasqua, come pubblicizzato in TV. C'è un nuovo in regalo per tutti, con uno sconto ulteriore sul resto della collezione. Verifichiamolo in negozio. La nuova promozione prevede un 40% su tutti i divani, più un altro 10% contenuto nell'uovo di Pasqua in regalo. Ma ancora una volta bisogna affrettarsi. Non mi dica che termina domenica. Termina l'uovo in regalo per tutti. Terminano tutte le promozioni domenica 2 aprile. Termineranno davvero i saldi questa volta? Il 3 aprile controlleremo. Nel frattempo torniamo a Forlì. Ricordate? Stiamo cercando chi realizza i divani di Poltrone Sofà. Signori, buongiorno, sto cercando questa persona qua. Questo non me lo ricordo. E questo qua? Io non li conosco quelli lì. Mai visti? Conosce mica questa persona qua? No. Mai vista? No. Io sono straniero. Ah, di dove? Romania. Ah, in Romania non è ancora arrivato? No. Ma chi è qui? Sto cercando questa persona qua. Li conosce? Ha una bella somiglianza. Sto cercando questa persona qua. Quello di Poltrone Sofà? Sì, esatto, lo cerchi. E in ogni angolo praticamente. Ah sì? Sto cercando questa persona qua. Ho capito. Niente da fare. E pensare che da qui partono qualcosa come 3.500 divani al giorno. Cercheremo ancora. Intanto torniamo in Svizzera.
Sì, è questo, proprio questo. Con un altro tessuto, ma è questo. Modello crostolo, 4 posti e 2 poggiapiedi elettrici. Prezzo? 3.308 franchi. E al momento della consegna, sorpresa! Vincent scopre che il divano è un pezzo unico. Aprono l'ascensore, misurano e capiscono subito, lì non entra. E quindi decidono, proviamo dalle scale. Ma anche da qui, niente da fare. Lo si capisce subito, è impossibile. È un pacco enorme, i corrieri sono in 2 ma non riescono a portarlo. Sono tornati indietro e l'hanno lasciato qui. Quindi nella hall del condominio c'era un divano di 2,53 metri. Vincent ha 2 possibilità: rinunciare al divano e perdere così la caparra versata, oppure pagare di tasca sua 400 franchi per un montacarichi esterno. Come vedete c'è la rampa in discesa, quindi si può fare, ma è decisamente complicato. E poi avrei bloccato l'accesso al palazzo per 4 ore. Morale, il divano non entra nemmeno dalle finestre. Non rimane che un'amara soluzione. La cantina. Fa un po' ridere, per non dire piangere. Questo è un parcheggio sotterraneo, umido, pieno d'acqua, pieno di gente che passa. Secondo Poltrone Sofà, meno del 3% dei clienti si rivolge al servizio post vendita. Nel caso di Vincent, afferma, la responsabilità è sua. Doveva verificare meglio le misure. Non mi hanno avvertito. Conoscendo le dimensioni del divano, Poltrone Sofà non avrebbe dovuto informarlo meglio? Vincent è costretto a venderlo a qualcun altro. Un'ora più tardi mi richiama. Cosa sarà successo? Indovinate, il divano non entra nemmeno in casa sua. Meno male che anche Vincent aveva acquistato il suo divano a metà prezzo. A proposito, Cette promotion est valable jusqu'à... Normalement fin de semaine. È il 3 aprile. Torniamo in negozio. i saldi questa volta sono finiti. Le etichette lo certificano, niente più sconti. Eppure, ecco spuntare ancora l'uovo di Pasqua. Ma non è tutto. Facciamo la scheda del divano e vi dico poi lo sconto che è applicato. Capito bene? Gli sconti non sono dichiarati sull'etichetta, ma esistono ancora. Ed è proporzionato poi al valore dell'ordine, quindi va per fasce di prezzo. Per esempio, questo qui costa di listino 6.100, sono 2.500 franchi di sconto. Tradotto, il 40% di sconto più il 10% contenuto nell'uovo. Ma non finisce qui. Una settimana più tardi, ecco spuntare nuovi saldi ufficiali, il 45% su tutti i divani. E una settimana dopo, ancora, torna il 45 più 5. Cosa ne pensa la Federazione Romanda dei Consumatori? I saldi permanenti in Svizzera sono illegali. In questo caso si applica l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi che regolamenta prezzi ed etichette. I saldi di poltrone e sofà, in effetti, sembrano infiniti. Questo modello, per esempio, va da 3.216 franchi a 3.324 franchi la settimana successiva. Quindi a 3.290 e ancora a 3.385. Infine torna a 3.216 franchi. 5 promozioni diverse in 7 settimane. Ma il prezzo pieno, pari a 6.156 franchi, quando si applica? La legge dice che il prezzo comparativo può essere indicato durante metà del periodo in cui è stato o sarà praticato. Tradotto,
Bisogna aver effettivamente applicato il prezzo pieno, in questo caso 6.156 franchi, per un certo periodo, pari ad almeno il doppio del periodo di saldi. Le groupe Conforama est accusé d'avoir délibérément trompé les consommateurs sur le prix et le rabais de ses produits. Con la legge non si scherza. La Federazione Romanda dei Consumatori ha trascinato Conforama in tribunale per i suoi saldi infiniti. La pratica di Conforama era sfrontata. Adottava saldi permanenti e gonfiava i prezzi di riferimento. In sostanza, il prezzo applicato non corrispondeva mai a quello reale. Abbiamo raccolto moltissime prove sufficienti per una denuncia penale. Insomma, i prezzi pieni indicati non si applicavano mai. Poltrone Sofà non fa lo stesso? La sentenza è ai primi di giugno. In questo caso c'è anche una violazione della legge contro la concorrenza sleale, nel senso che si incoraggia il consumatore ad andare in quel negozio invece che in un altro. E qui le pene sono più severe. Ricordate il divano di Vincent? Ecco i prezzi. Si parte da 2.070 franchi. Si sale a 2.139. Quindi a 2.762. Poi a 2.179. Infine a 2.070 in 7 settimane. Vincent l'aveva pagato 2.320 franchi un anno prima. Il prezzo intero è di 3.961 franchi. Ma come nel caso di un centinaio di articoli venduti da Conforama e osservati dalla Federazione Romanda dei Consumatori, non è mai stato applicato. Ogni settimana c'è una condizione commerciale che cambia. Quindi questa settimana diciamo che si fa uno sconto per fasce di prezzo. Jusqu'à demain, grande stockage chez Poltrone Sofà avec des remises. Ma nel caso di Poltrone Sofà, le violazioni potrebbero non terminare qui. Roqueville, zone industrielle des Sancerres. Dernier jour demain. Ultimo giorno domani, quindi la fine imminente dei saldi. Questa pratica potrebbe violare la legge contro la concorrenza sleale, poiché spinge in maniera ingannevole il consumatore ad acquistare la merce da Poltrone Sofà invece che da un altro rivenditore. Ma c'è altro, gli sconti cumulativi. Anche questi non vanno bene. La regola è che venga esposto il prezzo finale, lo stesso vale per i saldi. In questo caso lo sconto finale non è indicato, è ingannevole, è una pratica che viola l'ordinanza sull'indicazione dei prezzi. Nel 2010, nel 2014 e nel 2021, per pratiche simili sui prezzi, Poltrone Sofà è stata sanzionata in Italia dall'autorità garante della concorrenza. Prima 170.000, poi 500.000 e ancora 1 milione di euro di multa. È la qualità fatta a mano in Italia. Eppure Poltrone Sofà non cambia strategia. Promozioni infinite e prezzi stracciati. Poltrone Sofà, solo divani di qualità, di qualità, di qualità, di qualità. Prima di tornare a Forlì e scoprire chi realizza i divani fatti a mano in Italia, ne compriamo un paio usati per metterne alla prova la loro decantata qualità. Vai. Vai fermo. E ora. Due divani, ambedue un anno di vita o poco più. li sottoponiamo al giudizio di Oliver Essig, decoratore di interni con diploma federale. Insomma, un artigiano vero. Cominciamo da questo divano. A prima vista? Un divano industriale. Fermi tutti! Fatto in fabbrica? Si capisce chiaramente dalle finiture, delle piccole cose, dal tellaio. Per ogni seduta. Ma Ricordate cosa diceva la pubblicità? Poltrone sofà, artigiani della qualità. Artigiani della qualità. Artigiani della qualità.
Dal 2019 lo slogan è cambiato, da quando Poltrone Sofà è stata sanzionata in Francia per abuso del termine artigiano. L'azienda ha patteggiato 800.000 euro di multa. E gli artigiani si sono trasformati in maestri. Sono molto più che semplici divani. Signor Carlo, può dire che i divani li facciamo noi maestri però? Questo lo sanno tutti, dai. Ma per maestro non si intende forse ancora maestro artigiano? Che sei lì che ce l'hai già pronta e si svuota il negozio. Chiudiamo? Torniamo allora dal nostro di artigiano. Abbiamo qua un sottofondo bello morbido per modo di dire, perché il sottofondo deve avere una certa rigidità. Questo sicuramente ha ceduto mica male. Ha già ceduto? Io credo che abbia ceduto, sì. Questo divano ha 1 anno di vita. Come si spiega? I materiali utilizzati non sono certo di primissima qualità. Sono materiali semplici, funzionano, però chiaramente non è un divano di altissima qualità. C'è comunque il lavoro manuale dentro. Certo, c'è il lavoro manuale, però chiaramente molto molto semplice. Ho un tellaio in legno e tiro delle cinghie e li aggraffo con una pistola, taglio, metto sopra una stoffetta. Lo può fare chiunque? Sì, dopo un'infarinatura di una settimana. Legno truciolare e imbottitura di base. E questa è una gomma piuma basic che si vede qua. Questo giallo qua è dovuto al sole, alla luce, che ha preso la gomma piuma malgrado la stoffa. Se questa gomma piuma prende ancora più luce per anni e anni, comincia a sformarsi. Comincia, 1, sformarsi e 2, spricciolarsi. Quindi il problema principale qua è la durata di vita. Esatto. Chiaramente chi più paga meno spende. Secondo divano. Categoria di prezzo più alta, stessi punti deboli. Qua vediamo proprio il problema. Vediamo anche con questi peluzzi che si sono formati, il problema è che non c'è una copertura sufficiente di proteggere la gomma piuma dai raggi UV, ma non solo dai raggi UV, ma anche dallo sfregamento del tessuto. Il tessuto a lungo andare è a rischio strappo. Sarebbe bastato un velo di ovatta. Sicuramente proteggere. Sono piccoli accorgimenti, che chiaramente questi accorgimenti costano. Giudizio finale? Cuscini sono buoni, diciamo cuscini dello schienale, dei braccioli sono buoni, sono cuciti veramente bene, molto bene oserei dire. La struttura è semplice, le cinghie sono molto semplici, come l'imbottitura di base è molto molto semplice. Ma il lavoro dei maestri dunque dov'è? Maestro, vorrei un divano che abbia di tutto e di più. Come siete dolci voi maestri. Ha fatto la battuta. Bravo maestro. Lo ha mai visto? Artigiani o maestri, Poltrone Sofà non cambia strategia. Gli ultimi pezzi vanno via da 99 euro. Pubblicità e ancora pubblicità. Nel 2020 solo in Italia ha investito 58 milioni di euro in spot televisivi e radiofonici. Beh, quasi regalati. Ma in pubblicità è tutto concesso? Fatto a mano in Italia, è vero o si tratta invece di una produzione industriale? Se si tratta di una produzione industriale, questa è un'informazione ingannevole, è un inganno sulla qualità stessa del prodotto. E questo potrebbe essere oggetto di una denuncia. Torniamo a Forlì. Avremmo trovato i maestri della qualità del fatto a mano in Italia? Eccoci a Villanova di Forlì. Questa è la sede di Poltrone Sofà. Ma qui non c'è nessuna fabbrica, né tantomeno atelier di artigiani. Nulla di nulla? Com'è possibile? Perché, rullo di tamburi, Poltrone Sofà non produce nemmeno un solo sofà. Sì, avete capito bene. È scritto nero su bianco sul registro delle imprese.
Poltrone Sofà commercializza, non produce. E nell'organico, su un totale di 695 dipendenti, conta solo 3 operai. Maestro? Ma com'è possibile? Poltrone Sofà non sosteneva di essere il leader nella produzione di divani? Un documento interno scovato da Patti Chiari svela la verità. Il ciclo produttivo è di competenza del fornitore, mentre la società, ovvero Poltrone Sofà, si occupa solo della movimentazione logistica della merce. Ma chi sono questi fornitori? Proviamo a cercarli nel distretto industriale di Forlì. Fingendoci compratori di divani. Buongiorno. Sto cercando una ditta produttrice di divani, questa qua, giusto? Allora, qui ce ne sono, là mettono in bianco per i divani, qui fanno dei divani, lì montano dei fusti ai divani. Forlì è la capitale italiana del mobile imbottito. La nostra ricerca si complica. Fa mica il Poltrone Sofà qua, no? Altra azienda, altro buco nell'acqua. Ma questi sono Poltrone Sofà o sbaglio? No, somigliano molto. Da imballata somigliano molto. Proviamo allora a partire da qui. Siamo a Faenza e questa è ATL Group. Produce oltre 1000 divani al giorno. Vietato entrare. Ma sul web si trovano immagini della produzione. Produciamo divani in tessuto e divani in pelle. La maggioranza dei divani che produciamo sono in tessuto e sono divani sfoderabili e sono per il mercato italiano ed europeo. Non esattamente un laboratorio artigianale, ma per chi produce ATL Group? Per scoprirlo, seguiamo un loro camion. Ecco un camion uscito dall'ATL di Faenza. Partito da Faenza 15 km fa, uscito a Forlì. Eccolo, si è fermato. Il camion sembra arrivato a destinazione. Siamo tornati nell'area industriale di Forlì. Buongiorno, posso entrare? No. Chi c'è dentro il capannone e che lavori effettua? Proviamo dalla parte opposta. Il capo? No, il capo è andato uscito. Incontriamo un operaio di chiare origini cinesi. No, noi non facciamo divani completo, ma noi anche sempre le fa lavoro per l'ATL, Poltrone Sofà, se lo fa metà di roba. Ah, cioè voi fate per Poltrone Sofà? Sì, ok. fusti, messo in bianco, basta. Fusti, ovvero l'assemblaggio del telaio in legno. E messa in bianco, ovvero l'imbottitura. Finalmente abbiamo trovato chi realizza i divani di Poltrone Sofà. ATL e Poltrone Sofà, la stessa cosa. ATL fa lavoro per Poltrone Sofà. Ok, e poi il lavoro arriva a voi? Sì. Ok. Capito bene? ATL Group produce divani per Poltrone Sofà, ma alcune lavorazioni le subappalta ad aziende più piccole. Come questa, dove lavorano solo operai cinesi. Sarà un caso unico? Basta uno sguardo al registro delle imprese per accorgersi che nella produzione di divani forlivese le aziende cinesi abbondano. Visitiamone altre. Buongiorno, permesso. Ma voi per chi lavorate? Tanti clienti, non Poltrone Sofà. Non Poltrone Sofà? Non Poltrone Sofà. Ok. Un altro, più qualità, più preciso. Ma la qualità non era il marchio di fabbrica di Poltrone Sofà? Poltrone Sofà c'è il numero, no? Meno prezzo e meno un po' qualità. Paga meno? Sì, più meno di altri clienti, perché loro c'è numeri, no? Più grandi sono le commesse e più si possono abbassare i prezzi.
possibile vedere? Le telecamere di Pattichiari riescono finalmente ad entrare in un capannone. Ed ecco i divani di poltrone sofà in lavorazione. Anche questa è un'azienda cinese. Questo è tutto poltrone sofà, eh? Quanti divani fate al giorno? 200. 200 divani al giorno? Anche questa ditta esegue lavori semplici, montaggio dei telai e messa in bianco. Io lavorare lui pagare poco, 25. 25? Sì, stoffa loro, capito? Lui solo tagliare. Cioè 25 euro per fare tutte le cuciture? Solo cucito. Solo cucito, ok. Pagare io bianco, montare fusi 40 euro vicino. Prezzi decisamente bassi. Poltrone sofà non è la sola ad approfittare di questa manodopera. Incontriamo infatti anche un committente italiano di un'altra azienda. Siamo a Quarrata, vero? Quarrata Toscana, giusto? Sì. Ah, ok. Loro ci fanno un po' di produzione. Perché venite fino a qua? Perché a Quarrata via abbiamo poche ditte di cinesi. Ah, beh, comunque voi fate a capo ai cinesi questioni di costi. Giustamente. Dietro al marchio Made in Italy, manodopera a basso costo. Se ne trova ovunque qui. Persino in aperta campagna. Questo per esempio ci sta lavorando qualcuno. Per chi lavorate? Io per poltrone sofà. Ah, sono i divani di poltrone sofà questi? Sì. Ma dai. Poltrone sofà è un colosso. Sì? Sì. Ah, e poi tutti lavorano. Dentro non lavoro, loro tutto prende ordine da fuori. Questo operaio cuce le imbottiture che un'altra azienda applicherà poi ai telai. Voi solo con poltrone sofà lavorate? Ma allora pagano bene? No, non è bene, però loro più bassa. Perché ci sono tanti cinesi, loro pagano un'ora 10-12 euro. Alcune aziende incassano solo 10 euro all'ora per il loro lavoro. Con quei miseri introiti devono far quadrare i bilanci. No, 10 euro come fa? No. Neanche paga operaio, non si fa. Ma come fanno? No, rubano tasse, non pagano. Quasi tutti i cinesi fanno. 15 anni fa, prima un'inchiesta giornalistica, poi un'inchiesta penale, fanno luce sul mondo della produzione di divani di Forlì. Negli anni le aziende cinesi hanno soppiantato la concorrenza italiana. Grazie, recita la sentenza di primo grado del 2012, a una maggiore produttività per effetto di un'organizzazione del lavoro palesemente e artatamente contraria alle normative del settore. Tradotto: lavoro nero, evasione e sfruttamento dei lavoratori. Vi ricordate l'azienda che lavorava per conto di ATL Group? Torniamoci di sera. Sono le 10 di sera e dentro questo capannone si lavora a pieno regime. Colpi di martello nella notte, spari. Questo è il tipico rumore delle pistole sparachiodi. Non è un caso isolato. Gli stessi rumori provengono da altri capannoni. Ma com'è possibile che qua nessuno si renda conto che si lavora a notte inoltrata? E com'è possibile che nessuno si accorga che nelle fabbriche i lavoratori vivono, mangiano e dormono? I recenti blitz delle forze dell'ordine confermano che in 15 anni a Forlì poco è cambiato.
Febbraio 2023. Lavoro nero e poca sicurezza emersi in 3 divanifici cinesi. 3 mesi prima, fatture false ed evasione scoperti in un'altra azienda cinese. La Confartigianato di Forlì non ha voluto commentare quanto emerso dall'inchiesta di Pattichiari. La Confederazione Nazionale dell'Artigianato di Forlì nemmeno. Nessun commento nemmeno da parte dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Scrive l'ente chiamato a vigilare sul rispetto delle norme. Il fenomeno è oggetto di intese con altri organi istituzionali. Ma che cosa avranno voluto dire? La qualità del fatto a mano in Italia. Bocche cucite per nascondere una realtà che pochi conoscono? Righello, forbici, questi tessuti. Si lavora così lì dentro? No, direi proprio di no. Diciamo assomiglia di più a una fabbrica che non a un atelier di artigiani dove hai lavorato tu. Sì, è una fabbrica. Sara ha deciso di rompere questo muro di gomma. Divano, poltrone e sofà non poteva essere altrimenti a Forlì. Sì, siamo la patria del divano. Quanta artigianalità c'è qua dentro? Ma a mio parere nessuna. Nulla. Nulla, non c'è nulla di artigianale. Sara ha lavorato per 2 fornitori di poltrone sofà. Tutto inizia con un corso formativo. Ti fanno lavorare effettivamente un po' per farti a loro modo, dicono, imparare questo mestiere, però poi alla fine di fatto lavori anche, quindi lavori gratis, in poche parole, gratuitamente. Finito il corso di 1 mese, nessuna assunzione. Solo tante proposte indecenti. Mi hanno proposto uno stage di 450 euro per 8 ore al giorno, 40 ore settimanali. Stiamo parlando di 2,80 euro l'ora, ho fatto il conto, siamo sotto le 3 euro l'ora. L'abbattimento dei costi era un mantra per l'ex azienda di Sara. Arrivano i camion che vengono a ritirare questi pallet, questi credo si chiamano quelli di legno che vengono preparati, arrivano questi camionisti dalla Romania e viene tutto messo dentro questi camion e poi viene spedito. Arrivavano i camion, caricavano i tessuti, sì, li portavano in Romania, sì, e tornavano indietro con le cuciture fatte. Sì, esattamente. E non è finita. Per l'assemblaggio finale in Italia esistevano 2 tipi di consegne diverse. Veniva posta in rosso una scritta con scritto fare bene. Cioè alcuni divani dovevano essere fatti meglio. Esatto, e questi divani dovevano essere fatti meglio, per esempio perché dovevano andare all'interno di un negozio in esposizione. Ma quindi significa che il divano che vediamo in negozio rischia di non essere lo stesso di quello che verrà poi recapitato a casa? Esattamente, sì, esattamente. Ad eseguire questi lavori, nelle 2 aziende dove ha lavorato Sara, solo manodopera di un certo tipo. Tantissimi stranieri, saranno il 90% di stranieri, grosso modo, perché gli italiani sono veramente pochi. Quindi immigrati? Immigrati, sì, neri, sono persone di colore, ecco, che sbarcano comunque in Italia da poco tempo, che non parlano italiano. E all'estero Manodopera non qualificata per un lavoro tutt'altro che complicato. Lo può fare chiunque perché non c'è nulla da imparare a livello di artistico, di artigianale. È un qualcosa di molto, molto semplice. Ma è davvero così? Attendiamo la fine del turno fuori dalla fabbrica dove ha lavorato Sara. All Africans inside. Yes, many Africans. Why? Because Africans work good. How many inside? 200 people. 200 people? More than. All of them Africans? No. Some from Africans. Some Italians work there too. Few Italian and some Albanese. Yes. Italian?
few, not many, almost 20, 25. Questa azienda dichiarava nel 2022 solo 23 dipendenti fissi per un fatturato di 37 milioni di euro. Gli immigrati sono tutti interinali. You make poltrone sofa, right? Yes. How much do you earn? Sometimes 1, 2, 1, 3. 1,002, 1,003 yes. per month. Yes. Eh? Yes. No, not good, but we just manage. E anche stavolta abbiamo superato noi stessi. E chi volevi superare? Siamo gli specialisti del divano. Noi.